Il Veneto è ancora la locomotiva d'Italia. No, non lo è, ovviamente è una delle regioni più importanti e significative dal punto di vista economico. Lombardia e Emilia-Romagna stanno andando molto meglio di noi, però noi teniamo il passo. Chiaramente la difficoltà c'è e si fa sentire. L'immagine di un Veneto dall'economia vivace e animata da un fitto tessuto di migliaia e migliaia di aziende vacilla, almeno per quanto riguarda le imprese artigiane, nella fotografia scattata dall'ufficio studi della CGA di Mestre. Per quanto riguarda le aziende artigiane, negli ultimi 10 anni abbiamo un saldo negativo di 17.000 unità, quindi lo stock è sceso clamorosamente, ma anche in questi primi 6 mesi dell'anno oltre 600 aziende in meno. Questo ovviamente è preoccupante perché il mondo dell'artigianato è stato una realtà significativamente importante per lo sviluppo di quest'area e oggi invece si trova in grave difficoltà. L'unico territorio a registrare un risultato positivo è stata la provincia di Venezia, +3. A segnare la contrazione più marcata in valore assoluto invece Vicenza, -218. Il Veneto è comunque in buona compagnia, ad eccezione del Trentino Alto Adige. In tutte le altre regioni italiane il saldo dei primi 6 mesi è stato negativo, ma solo la Sicilia e l'Emilia Romagna hanno registrato un risultato peggiore del nostro. Perché si chiude, ma soprattutto perché non si apre una nuova azienda? Ma perché ovviamente le tasse sono troppo elevate, la burocrazia è eccessiva, in particolar modo per i neoimprenditori è estremamente difficile avere il credito da parte delle banche, quindi sono tutta una serie di concause che fanno sì che le aziende artigiane se ne aprono sempre meno e invece aumentano quelle che cessano l'attività.